Semplicemente per un saluto, scusando la nostra segretaria non ha potuto partecipare per altri impegni precedentemente portati, ma nell'occasione volevo rinnovare tutta quella che è la nostra stima per questo settore della cooperazione. Il nostro sentimento è quello di essere a fianco a questi lavoratori, ovviamente in un ruolo leggermente diverso, ma sicuramente un ruolo di accompagnamento in cui molti terreni ci accomunano. Per citarne solo qualcuno, spesso ci troviamo a confronti con la Regione su ammortizzatori, su utilizzo di fondi sociali, su altre misure di sviluppo, e noi rammentiamo sempre che esiste il settore della cooperazione. Voi direte strano, no, è proprio così, spesso viene dimenticato, viene considerato un po' minus rispetto ad altri comparti, altri settori, e noi crediamo che il valore invece umano, il valore sociale che ha la cooperazione, il modo di lavorare nella cooperazione sia estremamente importante, sia per una buona società, per un buon lavoro, e lo dimostrano le tante cooperative che hanno saputo innovare, stare sul mercato, addirittura creare occupazione in termini anticiclici durante questa crisi. Questo per noi porta, diciamo, sopra ai desideri, insomma, al di sopra di tutti i nostri desideri, un rapporto che vogliamo sia consolidato. Da tempo, sono almeno 4 mesi, abbiamo chiesto un incontro con i massimi vertici, so che dovevate riorganizzarvi voi, Confcooperative lo fece qualche mese fa e altro, però in un incontro che abbiamo chiesto vorremmo sviluppare alcune questioni che ci accomunano. Uno, il dumping contrattuale, che oltre a creare cattiva immagine sulla cooperazione, crea un danno diretto alle cooperative che hanno come primo livello la legalità sul lavoro. Il secondo è proprio la questione degli appalti, che ho visto anche in relazione, e credo che questo è un altro degli elementi che più volte ha scatenato per le questioni del massimo ribasso, senza badare mai all'apporto di qualità che possono dare strutture stabili nel tempo e strutture che hanno sede, che hanno mezzi propri, che hanno lavoratori preparati, e quindi anche su questo noi vorremmo che per davvero ci fosse un'inversione di tendenza e si andasse a considerare non più la questione del massimo ribasso, e questo vale anche nel subcontratto, vale nella logistica, vale in tanti ambiti dove questa attività cooperativa si sviluppa, con tra l'altro buone performance e con efficacia. Vale per la formazione. Noi gestiamo più fondi, siamo direttamente soci dentro ai fondi interprofessionali per la formazione, non solo a Foncoop ma anche agli altri, e credo che questo sia un terreno molto importante, perché abbiamo visto la cooperazione cimentarsi, creare vere occasioni di innalzamento delle competenze dei lavoratori che faranno forti le cooperative strada facendo. E questi elementi io credo che siano molto importanti, ma lo cito per ultimo, la questione va anche guardata per il verso giusto nelle misure previste sia nel Fondo Sociale che nel FESR. Ecco, noi abbiamo molto insistito per esempio su una che fu una delle linee di salvaguardia contro la crisi, che è la linea 3, che ha interessato molto le cooperative, in quanto per mezzo di alcuni tirocini provvisori dove si entrava dentro alla cooperativa, si aveva la possibilità da parte di un disoccupato senza nessun reddito, nessun ammortizzatore, di avere un accompagnamento nel tempo 5-6 mesi, per poi
valutare per davvero se poteva diventare parte dell'organico. Bene, questo è avvenuto nel 36% dei casi nel mondo della produzione e lavoro e nel 50, quasi 60% nei servizi. Questa è una cosa che noi riteniamo molto importante, perché vuol dire che la cooperazione si è fatto carico di un grosso problema, anche qua appunto senza chiacchiere, come diceva qualcuno prima, ma con fatti, di un grosso problema che ci attanaglia, che è la disoccupazione. Noi non abbiamo mai conosciuto in Veneto un livello di disoccupazione tale, e credo che se lavoreremo bene, se sfrutteremo tutte le occasioni, il FESR, se non verrà curato bene in questi ultimi 6 mesi, riconsegnerà allo Stato qualcosa come 93 milioni di euro, il 25% del valore complessivo dei 7 anni di FESR. Noi faremo di tutto perché questi vengano spesi a beneficio dell'impresa, tra l'altro, mentre il Fondo Sociale è stato tutto programmato, tutto speso, non ancora tutto rendicontato, però è chiaro che è una conseguenza. Sarebbe gravissimo e sarebbe la prima volta in Veneto che andiamo a riconsegnare fondi europei. Se questo dovesse avvenire ci decurterebbero nel settennio successivo, quello che stiamo già percorrendo, altri fondi. Non possiamo farlo e dobbiamo farlo invece, dobbiamo stimolare questa spesa rendendo protagonisti per primi anche le imprese che noi riteniamo più vicine, a cui noi ci sentiamo più vicini, che sono le cooperazioni. Così, augurandovi un buon lavoro per il grosso congresso e rinnovando la stima della nostra organizzazione per la vostra organizzazione, il vostro operato, in attesa anche di sviluppare sinergie future. Vi ringrazio molto e auguri ancora per il vostro congresso.